Lei dirige da diverso tempo il suo assessorato, Agrigento sicuramente è una con il Parco e la Valle delle punte di diamante da un punto di vista turistico, ma in particolare per la Sicilia quali sono gli obiettivi che lei intenderà raggiungere, Assessore? L'obiettivo è quello di avere una integrazione sempre maggiore tra pubblico e privato, perché siamo convinti che da soli non ce la possiamo fare. I privati crescono, l'imprenditoria cresce e quindi noi dobbiamo avere dei rapporti stretti con gli imprenditori per la gestione di questi beni e soprattutto per far sì che si integrano i due settori, del pubblico e del privato. L'altro obiettivo è quello, come dicevo prima, di cercare di omogeneizzare l'offerta culturale, non solo le grandi mete come Agrigento, come Taormina, Selinunte, Piazza Armerina, ma anche le cosiddette piccole mete, cioè tutti quei siti apparentemente minori che la Sicilia ha, ne ha centinaia e centinaia, che vanno valorizzati, perché noi dobbiamo cercare di creare un tessuto culturale intenso, denso, su tutta l'isola, non solamente sulle grandi mete. Quindi questa è la strategia che stiamo attuando. Qualcosa in particolare su Agrigento? Ma Agrigento noi dobbiamo potenziare certamente il parco già fa molto, però lo dobbiamo potenziare, dobbiamo integrarlo col territorio, perché ormai quasi tutti hanno compreso che il parco è la più grande industria del territorio di Agrigento, quindi deve essere sempre più integrato con il territorio, puntare molto sulla viabilità, la viabilità è importante, già è importante che le ferrovie per esempio hanno fatto sì che dall'aeroporto di Catania si possa raggiungere velocemente il parco, quindi dobbiamo migliorare la viabilità, migliorare l'approccio al parco, migliorare sempre di più i servizi ma integrarlo col territorio e far sì che i siti satelliti possano vivere anche in funzione del parco di Agrigento e ricevere anche risorse e forza dal parco. Una domanda mi preme perché è un posto particolarmente bello, cui sono anche legato personalmente, è il teatro di Recreamino. Ecco, sì. In questo senso pensate che si possa anche recuperare? Sicuramente dobbiamo al più presto eliminare quella copertura che c'è, dopodiché trovare delle soluzioni. Non è facile, perché lasciarlo alle intemperie significa distruggerlo e allora dobbiamo trovare delle soluzioni. Io ho in mente di, non dico imitare, ma prendere ad esempio il teatro di Velia in Campania, dove c'è un teatro che ha delle caratteristiche simili, cioè di pietra molto friabile. Lì sono riusciti a realizzare una specie di sovraccopertura però a contatto che faccia vedere la forma del teatro ma salvaguardi quello che è l'originale.